Santo Stefano d'Aveto non è solamente un rifugio dalla calura estiva, ma un comune montano con proposte turistiche varie e strutturate, che vanno dalle attività sportive ad eventi serali di intrattenimento. La località sconta in parte il fatto di essere meta quasi esclusivamente per turisti italiani, i quali storicamente concentrano le proprie ferie nel mese di agosto. Le presenze in luglio sono infatti molto lontane dai numeri delle prime settimane di agosto. La stagione ha funzionato come del resto funziona tutti gli anni. L'unico mese che abbiamo avuto grosse difficoltà è stato maggio. Poi giugno, luglio, agosto qualcosa si fa sempre, ecco, più nel weekend, agosto poi i 15 giorni canonici dove tutti sono in ferie e noi siamo ben contenti di accoglierli. Ci dicono che quest'anno, vuoi per il caldo che ha fatto in Riviera o in città, ci siano state un po' più di flusso di persone così, e quindi speriamo vada avanti così, insomma. Da fare non è che ci sia tanto, c'è da sviluppare, c'è da pubblicizzare, perché qua abbiamo impianti sportivi di qualsiasi tipo, soltanto che forse sono poco conosciuti, sono poco pubblicizzati, ecco. Tutti i servizi che possono essere comunque annessi a bambini, famiglie, ragazzi e tutto sono i ben accetti. Tutti i servizi che possono avere in Trentino o da altre parti dobbiamo cercare di farli qua. Con la fine dell'estate la speranza per chi lavora a Santo Stefano e in Val d'Aveto è quella di un autunno piovoso che favorisca una buona stagione per i fungaglioli. Discorso analogo per l'inverno, dove copiose nevicate favorirebbero l'utilizzo degli impianti sciistici di Santo Stefano. Abbiamo sempre il progetto totale dell'innevamento artificiale, che però stiamo cercando di finanziare quantomeno il primo lotto che riguarda l'arrivo del primo tronco della seggiovia e l'innevamento di tutto il prato della Cipolla.